contro autonomia che dice no, quelli del nord sono troppo ricchi perché sono così in ingiustizia l'unità nazionale, cioè sono state tirate fuori tante parolone, poi alla fine... Ma io tanto per chiarirmi subito sulle mie posizioni, facendo solo un passaggio su quello che dicevano, come vedi anche nel dibattito, nel confronto, si stanno sviluppando, soprattutto in questo momento, quando non è ancora chiara la bozza di decreto sulle materie, sul contenuto delle materie, eccetera, si stanno sviluppando delle posizioni che sono più ideologiche, quindi io voglio uscire un attimo da questa posizione, perché potrei come un meridionale diciamo, appoggiare le ragioni del Sud, oppure come Veneto acquisito appoggiare le ragioni del Nord. Io sono stato uno tra quelli che ha appoggiato il referendum sul sì indetto dalla Regione Veneto e quindi mi sono impegnato perché si affermasse un voto il più possibile positivo. Il problema qual è? Noi non è che dobbiamo discutere se l'autonomia va bene o non va bene, perché chi dice che non va bene allora preferisce uno Stato centralista, uno Stato diciamo, che va a imporre le decisioni sul territorio a chiunque. Questo è il punto. Io che vengo dalle autonomie locali, voglio dire, ho lavorato nelle mie locali, che ho capito, ho subito, diciamo, anche sulla propria pelle, diciamo, certi tagli lineari che si fanno a livello statale rispetto ad uno Stato che non è in grado, non è capace di far sviluppare dei territori che hanno bisogno dall'Unità d'Italia ad oggi di un vero progresso. Questo è il punto. Ci sono in Italia, soprattutto nel Sud, delle fasce di persone che non riescono a godere neanche dei servizi minimi essenziali. Questo è il punto, che per poter avere dei servizi ha bisogno di andare a chiedere la raccomandazione oppure affidarsi al voto di scambio. Questa è la realtà che c'è. Ora, disconoscere questa realtà e riconoscere che questo Stato, dall'Unità d'Italia ad oggi, non è riuscito a far arretrare queste arretratezze, direi, allora significa non riconoscere e non riconoscere neanche quelli che sono i principi della Costituzione. Perché discutere sull'autonomia sì o autonomia no, io penso che sia fuori dal tempo in questo momento. Ma sull'autonomia si sono già pronunciati con l'articolo 5 della Costituzione all'epoca l'Assemblea Costituente. Già hanno deciso allora che questo Stato doveva essere al regionalismo differenziato e dovevano essere promosse le autonomie, perché, come vi ricordate, quando c'è stata l'Unità d'Italia erano territori diversi, per cui si pensava, c'era una discussione tra fare uno Stato federale oppure uno Stato, e si è trovato in compromesso intorno all'autonomia. Nel Veneto, ecco, ritornando anche a quello che è stato detto prima, con il filmato e con la storia che ha raccontato anche l'amico qui, si capisce benissimo che c'è una forte identità che pretende autonomia, se non addirittura per alcune frange l'indipendenza. Questo è il punto. Ma da dove deriva? Da un forte attaccamento a quella loro identità che secondo me non è solo la Repubblica Serenissima, ma è soprattutto l'identità raccolta dalla lingua veneta, almeno da quello che ho capito. La lingua veneta che non nasce solo nel Veneto, ma nasce a livello addirittura europeo. Questo è il punto. Benissimo. Vediamo, il sindaco di Carceri vuole dire...